Vabbè. Un saluto a Max Mountain Channel, che è bravo come youtuber juventino, è bravo, si vede che studia, che è informato, e tecnicamente parla pure bene, anche se a volte sembra troppo imitare lo stile giornalistico da conduttore televisivo sportivo, oppure come dire, vuoi far apparire come se avessi un informatore nell'ambiente Juve, ma magari questo è un po' esagerato, però comunque resta il fatto che sei bravo e sai fare lo youtuber. Tutto qua, complimenti e ti saluto. Mauz, non desiderare, spero che non ti abbia offeso o detto parole in più. Questo è il mio pensiero e penso che anche, vabbè, non è importanza cosa penso. E poi un'altra cosa, scusa, Milinkovic-Savic, si parla di Milinkovic-Savic come se dovrebbe sistemare tutte le cose della Juve, giusto? E Milinkovic-Savic, se faceva la differenza, portava la Lazio a vincere. Maradona ha fatto la differenza e si è portato un Napoli da solo a vincere un campionato. Quindi Milinkovic è un buon giocatore, è bene averlo che non averlo, va bene, però senza fare troppi cinema, sforzi economici, senza pagarlo. Se viene, se viene facile, bene, ma se non viene è inutile soffocarsi per un giocatore che secondo me è un buon giocatore, ma la differenza non la fa. La differenza la può fare se funziona tutta la squadra, non è Maradona, punto. Quindi ora si fa un cinema con questo Milinkovic, non presidiate. Arrivederci.